Questo è un servizio offerto dal maestro Cleo, operatore esoterico dal 1979. Visto a Rai 1, Rai 2, Rai 3, Mediaset e Sky, specializzato in legamenti e ritorni d'amore. Telefono 33 7 59 22 14. L'oroscopo del mese di luglio 2019 segno per segno. Ariete. Amore. In amore i sentimenti non sono in primo piano in questo mese, ma Giove in aspetto favorevole porta a non escludere nulla. Potrebbe esserci un amore che torna dal passato, ma visto che questo segno difficilmente torna indietro quando si tratta di sentimenti, sono poche le speranze di recuperare un rapporto. Attenzione però ai tradimenti, in quanto non risolvono i problemi. Se invece siete in coppia e state insieme da molto tempo, il vostro legame potrebbe essere ostacolato da situazioni esterne. Lavoro. In ambito lavorativo è un buon mese per chi vuole portare avanti delle trattative. Secondo l'oroscopo siete pronti per una nuova partenza ed è un ottimo periodo per realizzare qualcosa di più. Chi lavora come libero professionista potrebbe avere delle riconferme. Il cielo per buona parte del mese è comunque interessante, soprattutto dalla fine di luglio, quando una proposta potrà diventare più concreta. Bisogna prestare attenzione alle scadenze e dare la priorità a quelle più importanti come finanziamenti e imposte. Toro. Amore. In amore in questo mese di luglio può esserci qualche rallentamento per via delle questioni lavorative. Qualcuno sta vivendo una relazione che sembra essere stabile ma che nella sostanza forse non lo è, e i problemi sono dunque inevitabili. Le discussioni possono riguardare soprattutto i figli e le spese necessarie per andare avanti. Tuttavia sono favoriti nuovi legami e dunque il consiglio è quello di mettersi in gioco nelle situazioni giuste per fare incontri importanti. Le coppie possono vivere dei piccoli fastidi che vanno risolti il prima possibile. Per alcuni possono esserci delle questioni a causa di un ex. Lavoro. Sul lavoro può esserci un po' di agitazione. Per fortuna non si tratta di cose gravi, anche se è possibile perdere le staffe se qualcuno cerca di scaricare le proprie responsabilità. Il periodo più difficile del mese per il Toro è quello centrale, in cui la pazienza sarà al limite. Tuttavia, alla fine la spunterete e nonostante polemiche e indecisioni giungerete all'obiettivo prefissato. Evitate comunque di fare il passo più lungo della gamba e fate anche una piccola pausa per dedicare un po' di più tempo a voi stessi. Gemelli. Amore. Per quasi tutto il mese di luglio Venere promette di essere favorevole e questo vi renderà molto efficienti in famiglia. Anche nella vostra vita sentimentale dovrete affrontare alcuni imprevisti, ma considerando la nuova posizione di Mercurio che a metà mese sarà nel segno, tutto potrà trovare una soluzione. A livello amoroso ci saranno tante energie da sfruttare nel sesso, infatti il vostro fascino aumenta e se siete soli potrete fare qualche nuovo incontro e intrecciare nuove amicizie. Coloro che stanno vivendo una separazione o una crisi d'amore dovranno cercare di guardare in faccia la realtà e non illudersi. Lavoro. Sarà un mese abbastanza positivo, avrete un'ottima energia mentale e alle belle idee potrebbero seguire progetti allettanti. Giove vi chiede però di stare molto attenti, di non credere a eventuali proposte professionali che sembrano meravigliose ma nascondono tranelli. Cercate quindi di stare in guardia e valutate bene ogni collaborazione e proposta commerciale. Non sprecate denaro inutilmente e muovetevi a piccoli passi per evitare di commettere gravi errori. Gli investimenti economici troppo esagerati sono da evitare così come i progetti troppo ambiziosi. Cancro. Amore. Buone notizie nel vostro cielo per quanto riguarda l'amore. Sole e Venere annunciano ai single la possibilità di vivere nuove esperienze. Cercate quindi di uscire e frequentate luoghi nuovi, potreste conoscere una persona interessante e scoprire nuove emozioni che erano oramai seppellite nel vostro cuore. Adesso potete ricominciare ad amare, ma è importante puntare sul dialogo per stabilire una forte intesa. Se invece avete già qualcuno al vostro fianco vivrete senza dubbio tantissime gioie ed emozioni. L'amore va a gonfie vele e chi è in coppia da tempo potrà desiderare di allargare la famiglia. Alcuni potrebbero partire per un viaggio, per rilassarsi e godersi un periodo di relax. Lavoro. Questo periodo estivo è particolarmente positivo per il lavoro, e già dall'inizio del mese potrete concludere affari davvero molto vantaggiosi. Se state cercando un nuovo lavoro potrete avere ottime occasioni per trovarlo e stringere anche nuove collaborazioni. Per chi è sotto dipendenza può godere di un clima migliore sul luogo di lavoro e concentrarsi sulle mansioni da svolgere. La buona energia che proviene da Marte vi permette di essere talmente efficienti da ottenere importanti successi. Leone. Amore. Nel campo sentimentale luglio porta con sé una bella ventata di positività, che farà bene all'umore.
In questo momento è importante approfondire l'attrazione verso alcune recenti amicizie, oppure potete allargare la sfera delle vostre conoscenze con persone in grado di portare nuova linfa nella vostra vita. Per i cuori solitari è fondamentale buttarsi nella mischia, vedere gente nuova e farsi vedere in giro. Chi è in coppia deve stare attento a non puntate troppo in alto, pretendendo l'impossibile dal partner. Sapete di essere persone speciali e di avere tanto da dire e da dare, ma quando la superbia vi assale perdete parecchi punti, quindi ridimensionatevi. Lavoro. In questo mese di luglio il leone ritrova sicurezza, grinta e voglia di agire, di affermare i propri interessi e dimostrare al mondo quanto vale. L'unica raccomandazione è quella di avere una certa prudenza nel modo in cui desiderate affermarvi. Con Marte in congiunzione al Sole la reattività è molto forte e nel bisogno di farsi valere c'è il rischio di voler prevaricare gli altri. Tenetelo a mente se non volete che un confronto si trasformi in un conflitto. In questo periodo è molto importante cooperare e condividere, soprattutto se c'è un investimento da compiere o una trattativa da portare a termine. In quest'ultimo caso infatti, è sempre meglio mediare che lasciarsi sfuggire qualche buona occasione. Vergine. Amore. Bellissimo l'amore per la Vergine durante il mese di luglio, grazie a Venere in sestile che promette nuovi incontri. Un'amicizia in particolare potrebbe diventare qualcosa di più in futuro, tuttavia non fatevi ingannare dalle apparenze. Infatti, la persona che avete conosciuto, all'apparenza carismatica e affascinante, potrebbe rivelarsi più problematica o vulnerabile del previsto. È dunque importante non ignorare i segnali e non sottovalutare eventuali sensazioni che vogliono dirvi qualcosa. Le coppie potranno realizzare un sogno nel cassetto e indirizzare le loro emozioni verso nuove strade e nuovi percorsi. Lavoro. A livello professionale per la Vergine è un periodo molto impegnativo, ma cercate di non abusare delle vostre energie e pensate un po' più a voi stessi. Per chi è alle prese con un progetto lavorativo che richiede tempo e disciplina è ovvio che serviranno sforzi straordinari, che porteranno risultati eccellenti, ma ricordate però di non strafare. L'impegno che metterete nel lavoro e negli obiettivi che vi stanno più a cuore verranno premiati e presto raccoglierete i frutti, che vi consentiranno di iniziare una fase della vostra vita molto più serena e soddisfacente in termini economici e professionali. Bilancia. Amore. In questo mese di luglio la bilancia deve mettere in conto qualche momento faticoso in ambito affettivo e familiare. Quando la quadratura di Venere vi sfiderà ad affrontare nodi irrisolti della coppia dovrete ridiscutere questioni legate al passato. Questi confronti saranno utili per evitare che un accumulo di cose non dette nel tempo possa creare delle insoddisfazioni nei vostri rapporti. Tenete a mente però che difficilmente riuscirete a discutere in modo affabile e diplomatico. Per i cuori solitari il cielo di luglio sveglia il desiderio di dare una svolta alle cose, ma ci saranno difficoltà a lasciarsi andare. Andrà meglio a fine mese, quando un maggiore equilibrio tra mente e cuore vi indicherà la strada giusta. Lavoro. La presenza di nuove energie e di una splendida forma psicofisica permetteranno a molte delle vostre iniziative di andare a buon fine. Alcune svolte potrebbero arrivare già dai primi del mese e potranno cambiare in meglio la vostra attività lavorativa. Le novità riguarderanno sia chi svolge un lavoro soddisfacente, sia chi invece non si trova bene nel posto in cui lavora. Per chi è alla ricerca di un'occupazione il cielo di luglio suggerisce di allargare il più possibile la cerchia dei contatti e delle collaborazioni. Saranno proprio da queste che potrebbero arrivare le migliori occasioni. Scorpione. Amore. È un ottimo periodo per quanto riguarda l'amore. La posizione di Venere in trigono con il vostro cielo potrebbe favorire gli incontri con persone che attirano la vostra attenzione e con cui possono nascere belle amicizie. Se siete soli non rifiutate l'invito di una persona che vi attira molto, anzi dovete essere audaci e sfruttare fascino e seduzione. Dopo la metà del mese anche Mercurio è positivo e il dialogo fra le coppie migliora sensibilmente. Tutto procede bene e le emozioni scorrono fluide, quindi non avete nulla da temere. Lavoro. Anche se Giove da qualche tempo non è più nel vostro cielo il pianeta della fortuna non vi ha abbandonato e segna la possibilità di fare ottimi guadagni. Ci sono ottime occasioni per trasformare tutte le idee che vi frullano nella mente in progetti validi. La posizione favorevole di Venere e di Mercurio nell'ultima decade del mese potrebbe farvi fare ottimi affari, concludere accordi, contratti, e iniziare interessanti collaborazioni. Saranno in molti a cercarvi e a voler collaborare con voi, potrete ottenere lodi e gratificazioni per quello che riuscirete a fare. Sagittario. Amore. Per quanto riguarda l'amore luglio è un mese ideale per chi desidera trovare più tempo per la persona del cuore. Venere potrebbe farvi sentire il bisogno di vivere momenti di maggiore intimità con il partner e di dedicare più tempo alla famiglia.
Il pianeta dell'amore vi offre infatti tutte le opportunità per tornare ad emozionarvi e vivere tutto su un piano più profondo. Colpo di fulmine, invece per i cuori solitari, che potrà verificarsi nei luoghi più disparati, anche online. L'essenziale è essere sinceri fin dall'inizio, perciò non spacciatevi per la persona che non siete. Lavoro. Il cielo positivo di luglio vi dà tutte le opportunità per farvi valere e farvi notare nel lavoro, che non mancheranno di certo. Marte in aspetto di trigono con Giove stimolerà il vostro naturale spirito di iniziativa, cosa che può rivelarsi vincente in situazioni che richiedono prontezza di spirito. Sulle questioni importanti aspettate comunque a prendere decisioni definitive, in modo che lucidità e chiarezza possano indirizzarvi verso la strada giusta da percorrere. Quindi affrontate tutto con calma, senza fretta, rispettando i limiti oggettivi e le logiche del momento. Capricorno. Amore. Luglio è un mese davvero ricco di colpi di scena per l'amore e già dal suo ingresso potranno esserci eventi e sorprese inaspettate. Il suggerimento è quello quindi di mostrarvi aperti e flessibili rispetto ai cambiamenti improvvisi che coinvolgeranno il vostro segno. Soprattutto in amore, se vi siete liberati da quelle paure che vi impedivano di aprirvi ai sentimenti, il cielo di luglio vi offre l'opportunità di credere in una nuova relazione, oppure, se siete già impegnati, di fare un passo importante, come quello di una convivenza o un matrimonio. Saturno in Capricorno sostiene tutte le relazioni importanti, quelle che sono basate su sentimenti veri. Lavoro. Anche nel lavoro luglio indica un grande movimento. Per molti Capricorno arriva il momento di mettere in atto tutte le nuove consapevolezze che avete messo a fuoco nel corso di questo anno e trasformarle in una nuova strategia. Mercurio può rivelarsi risolutivo per chi sta preparando un nuovo progetto da lanciare dopo l'estate, ma è importante prendere accordi chiari e mettere tutto nero su bianco, per evitare che alcuni riservino brutte sorprese. Se saprete muovervi bene, con un piano solido e mirato, e con i giusti alleati, avrete la strada spianata per consolidare molte situazioni. Acquario. Amore. Luglio è un mese di alti e bassi e a risentirne sarà anche il campo sentimentale. Marte sarà opposto per tutto il mese e la monotonia delle giornate potrebbe portare a litigi e discussioni con il partner. Per evitare che tutto possa degenerare ritagliatevi degli spazi personali, durante i quali potrete riflettere e placare la vostra impulsività. La monotonia può essere molto brutta da vivere per voi che siete spiriti liberi e desiderate sempre vivere novità ogni giorno, tuttavia non dovete avere paura che la relazione possa finire. A volte una fase di stanchezza emotiva è utile per ravvivare il rapporto. I cuori solitari hanno difficoltà a corteggiare, l'opposizione di Mercurio blocca la capacità di dialogo. Lavoro. Per quanto riguarda l'ambito professionale lo stress di questo periodo potrebbe compromettere anche il vostro rendimento nel lavoro, che richiederà pazienza e concentrazione, forse più che in altri mesi. Comunque non dovete essere troppo preoccupati, anche se è vero che la situazione non è eccellente. Siate pazienti e al momento non iniziate nuove collaborazioni, ma attendete un periodo migliore per avviare nuove iniziative sotto un cielo più fortunato. Cercate di procedere con serenità lungo un cammino di vita che è comunque favorevole ma che sta attraversando un periodo di monotonia. Pesci. Amore. Luglio porta delle belle novità sul fronte del cuore. Venere potrebbe far rinascere a nuova vita il vostro rapporto di coppia e per chi sogna da un po' di tempo di allargare la famiglia la cicogna potrebbe finalmente bussare alla porta. In questo mese ci saranno ottime opportunità anche per i single di riaprirsi all'amore e quindi le prospettive per un futuro più roseo, più stabile ed appagante si fanno sempre più certe. È importante per tutti i nati del segno ridefinire le proprie priorità, quindi prendetevi cura di voi stessi, qualunque sia la vostra situazione affettiva. Lavoro. Anche se la voglia di mare e di vacanze si farà sentire, questo mese di luglio sembra piuttosto impegnativo. Ci sono una serie di impegni di lavoro che richiederanno da parte vostra molta dedizione e concentrazione, cosa che vi costringerà a riorganizzare meglio il vostro tempo. Ci sono molte cose in ballo, progetti da avviare, proposte di collaborazione da vagliare, persone da contattare. Chi invece ha conseguito un titolo di studio può trovare ottime occasioni per inserirsi nel mondo del lavoro. Insomma, le carte che avete a disposizione sono tante, sta a voi capire quale giocare per prima.